Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Le parole d'ordine che oggi ho sentito sono due: effetto domino e apprensione. Queste due parole le avete sentite, la prima sicuramente dai telegiornali. Sono terrorizzati che si eserciti un passaggio democratico di consultazione dei cittadini che avviene lontano da noi, che avviene in Scozia. Figuratevi se dovesse venire qui in Italia. Del Veneto oggi hanno citato le Fiandre, la Catalogna. Financial Times ha parlato l'altro giorno anche del Veneto. Scozia, Catalogna e Veneto. Dei telegiornali italiani non uno, io ne ho cercato di sentire molti, non uno ha accostato quello che sta avvenendo in Catalogna e in Scozia, chiedo scusa, la parola Veneto. Sono terrorizzati, l'effetto domino. Allora, se l'esercizio di un atto di democrazia fa paura, noi dobbiamo ritenere che siamo sulla strada giusta. Questo Stato, che si chiama Italia, con diversi soci anche europei dello stesso livello, non ha nessun rispetto di quella parola che è scritta anche nell'articolo 1 della Costituzione. La parola che tutto è basato, tutto si esprime, tutto deve essere giustificato dalla sovranità popolare. Cercherò di dimostrarvi che chi si oppone all'esercizio di un atto di democrazia, ovvero di una consultazione, è lui in violazione anche della Costituzione italiana. L'intuizione di muoverci sul solco sicuro, come lo chiamiamo, della legittimità internazionale. E anche, questa è una cosa che non piace ai nostri critici, nel rispetto, sembra paradossale, di quelli che sono i principi della Carta Costituzionale italiana, perché l'indipendenza, ve lo dico sempre e lo ripeto, non è in conflitto con i principi della Costituzione italiana. Io vedo che ormai i nostri antagonisti, i nostri critici hanno una voce sempre più flebile, hanno argomentazioni sempre più povere, non hanno più pensiero, parlano di effetto domino e vorrebbero chiuderci la bocca, come dice un grande giurista veneto vivente, che io stimo tantissimo, che è un uomo di una saggezza infinita, un giurista raffinato, un amministrativista invidiato da tutta l'Europa, che è l'avvocato Ivone Cacciavillani, che parla latino e veneto. L'altro giorno mi ha chiamato lui e ha detto: Alessio, va avanti, non stiamo a perché a bocca si gasara solo il sacco, non la gente. Vedete, noi vogliamo esercitare un atto di democrazia e di libertà, perché quando si gioca una partita così importante, l'interlocutore è un baro, uno che altera le leggi, uno che viola quotidianamente la sua Costituzione e la Costituzione dello Stato, non lo teniamo affatto. Sono loro preoccupati di quello che stiamo facendo. E quello che è accaduto, l'ho detto a qualche amico, dopo lo straordinario evento del convegno internazionale di Castelbrando, dove sono venuti personaggi di altissimo profilo e competenza. Sapete che cosa ha detto? Lo possiamo dire a tutti, non so dove siano gli amici della Digos che ci seguono, che tra poco tesseremo perché noi li pagheremo, che l'Italia e della insolvenza dello Stato sono loro, quindi abbiamo bisogno di questa gente. Bene, sapete, questi signori a Castelbrando, ce n'erano tre, mi hanno detto al bar, hanno avvicinato, anzi un importante imprenditore che era presente, stava prendendo un caffè alla fine dei lavori e gli dice l'imprenditore: ma voi cosa pensate, cosa dite a Roma di quello che avete sentito oggi? Perché dice: io sono stato impressionato favorevolmente, dice, abbiamo sentito dei pensatori esporre in modo pacato, argomentato, profondo temi delicati,
come quello dell'autodeterminazione, come quello dell'economia, della moneta con Jean-Pascal Sarène, come quello dei rapporti sociali, dei rapporti internazionali e quant'altro. E l'ispettore capo dei due, se ci sono i tre che ci seguono in sera e non possono intervenire, non importa, ha detto: lo sai, ha detto, i miei superiori a Roma non sanno come affrontare questa posizione. Non sanno affrontarla perché questa, loro vorrebbero, come io vi dico sempre, auspicherebbero che l'indipendenza diventasse un problema di ordine pubblico, ma non glielo consentiremo. Quindi grazie a chi pensava di farmi una provocazione e mi ha messo il testo della Costituzione italiana, Costituzione che ho studiato con passione e che conosco, che purtroppo molti cittadini, anche veneti, che talora si limitano a fare i pappagalli, a ripetere che la indipendenza non te la concederanno mai, che non si può, purtroppo non hanno mai letto. E questo è un documento importante perché, ripeto, l'indipendenza passa per via istituzionale, coniugando il diritto costituzionale italiano col diritto internazionale. Allora, come prima battuta che talvolta faccio a chi dice ma l'articolo 5 l'Italia è una indivisibile, la norma che è scesa con il 11° comandamento sceso dal Sinai, no? Allora io dico a una persona: tu sei una persona ragionevole, intelligente, una persona normale, mi dici alla domanda che ti pongo, secondo te, di buon senso, fra 1000 anni c'è ancora l'articolo 5? Esagero ovviamente. Beh, dice, fra 1000 anni penso di no. A qualcuno che mi ha detto di sì, dico, buon ragazzo, dico, vabbè, hai detto di sì soltanto per contraddirmi, ma io accetto la sfida, te la faccio a rovescio. 1000 anni fa c'era l'articolo 5? No. E allora capisci che è un fatto temporale, perché la storia te lo insegna. Chi è vicino al dogma, chi crede al dogma, ci porta al disastro. La rigidità porta danno, la rigidità non consente l'esercizio della democrazia, quindi sono pericolosi quelli che si trincerano dietro questo articolo 5 della Costituzione, che noi non violiamo, noi riteniamo che sia superabile utilizzando altri articoli della Costituzione, vedendola in modo completo, ampio, a 360 gradi, non con la parzialità degli arroganti, con la prepotenza degli stupidi, con la forza bruta di chi ha il potere e dice io decido anche per te perché io sono il potere. Non possiamo più accettarlo. Allora vedete, quali sono le due norme che scardinano il meccanismo? Una è l'articolo 2, ve lo leggo, dice: la Repubblica, è quello che piace a Ivone Cacciavilla, quindi in onore di Ivone Cacciavilla. Dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali. I diritti inviolabili. Tra i diritti inviolabili dell'uomo l'UNESCO ha messo il diritto all'autodeterminazione dei popoli. E poi ovviamente c'è l'articolo 10 che dice che l'Italia, l'ordinamento giuridico italiano, si conforma alle norme del diritto internazionale. Ed è la tesi sulla quale ovviamente vi sono anche opinioni discordanti, lo diamo atto, ma non abbiamo timore di dire questo. Ma di fronte a opinioni discordanti, chi è che può permettersi di dire la mia opinione è giusta e la tua è sbagliata? Ne discutiamo. E discutendo, il 15 ottobre 2012, la Gran Bretagna, la terra della Magna Carta Libertatum, la terra dei diritti, la terra dove la democrazia è nata, hanno fatto vincere il principio di libertà e di democrazia prima ancora che si esercitasse il referendum che oggi hanno celebrato. Perché, vedete, è indifferente, ricordatevelo, quello che domani uscirà dalle urne o dalle urne della Scozia, però è indifferente, vedete, per chi ama la democrazia, il diritto e la libertà, che vinca o sì o no. Questo ho detto, sì, non scandalizzate, è indifferente, proprio perché amo la democrazia, proprio perché voglio vincere con le sue carte chi avversa questo ragionamento. Perché vedete, il 15 ottobre del 2012 Londra
ed Edimburgo hanno deciso che nel contrasto tra le due posizioni chi doveva decidere erano i cittadini della Scozia, e quindi abbiamo vinto la democrazia, perché la democrazia viene prima del risultato della consultazione. Da noi invece viene prima la presidenza di uno Stato che è capelliere, che è malsano, che ci tratta come sudditi e non più come cittadini, per cui abbiamo il dovere e il diritto di alzare la testa, di dire con responsabilità e al di là della passione, consentitemi anche con pacatezza, con visione dell'obiettivo. Non temiamo un interlocutore di questo basso livello, la prepotenza non ci fa paura, l'arroganza nemmeno, e con la democrazia, la libertà e il diritto andremo al risultato prestissimo. Stamattina, come diceva Michele, abbiamo portato in regione altre 20.000 firme raccolte mentre la politica italiana che ci prevarica, che ci vessa, che ci sottrae le nostre energie di vita era in vacanza. Noi siamo stati in tutte le piazze del Veneto a raccogliere l'adesione dei cittadini. Abbiamo dimostrato di essere forti, di avere una visione, di essere affidabili, di essere credibili. Credibilità è tutto, ecco perché facciamoci anche un sostegno reciproco. Noi finché non avremo celebrato il referendum non parleremo di elezioni regionali. Distinto e distante dalle elezioni regionali, perché se si celebra e si può fare a marzo, dal 1° marzo, entro il mese, noi speriamo il 1° marzo, è chiaro che le elezioni, se si rispetta la legge, l'articolo 122 della Costituzione, la legge del 2004 dello Stato che dà attuazione all'articolo 122, la legge 5 del 2012 della Regione Veneto, la quale dice che in Veneto si vota per il rinnovo del Consiglio dal 15 maggio al 15 giugno. Quindi non c'è per il Veneto, cari amici, l'election day che vorrebbero Alfano e Renzi per bloccare disperatamente l'applicazione di questa legge, perché non ci sarà a quella data ancora la decisione della Corte Costituzionale. Questo è il punto. Noi dobbiamo pretendere il rispetto delle leggi. Siamo costretti noi a ricordarglielo. Come possono venire a rimproverare a noi che siamo nella illegittimità? Noi vogliamo che sia rispettato l'eterno. E allora se si vota per le elezioni regionali, tra virgolette regionali, tra il 15 maggio e il 15 giugno, e riusciamo nel frattempo, e si può, perché la legge, nonostante l'impugnazione, la legge 16 esplica pienamente tutti i suoi effetti, se noi facciamo il referendum a marzo è possibile, i tempi ci sono tutti, è chiaro che il quadro cambia completamente e quelle che sono elezioni regionali diventano elezioni venete costituenti. Entreranno in tutti i modi, con ogni mezzo, con i mezzi all'italiana, quelli contorti, quelli dell'alterazione della verità, quella dell'interpretazione della legge, quella dell'election day che non c'entra nulla, di far sì che il referendum non si celebri o si celebri magari assieme alle elezioni regionali, in modo da svilirne il contenuto, da privarne della portata, da non consentire un dibattito solo sul tema. Hanno paura, hanno paura. Ve lo dico perché ormai è una notizia che sta girando. C'è una importante associazione di imprenditori in una provincia del Veneto molto importante che ha fatto un sondaggio scritto, riservato, quindi non di quelli che si clicca, ognuno si inserisce dentro e fa clicca, mi piace, queste cose del genere. 1100 imprenditori, un sondaggio dove si sono poste diverse domande. A ieri avevano risposto su 1100 859. Guardate, mi diceva il presidente dell'associazione, è accaduto un fatto, dice, senza precedenti, perché ha detto fino ad oggi tutti i sondaggi che abbiamo fatto, al massimo sui vari temi, delle questioni che interessano gli imprenditori, al massimo rispondevano tra il 10 e il 20%, quindi su 1100 iscritti di quella provincia rispondevano 100-200 persone. A ieri sono arrivati a 859. Alla domanda, sei a conoscenza della legge 16, uno su 4 non sapeva dell'esistenza della legge, perché non c'è comunicazione. Stasera Matrix viene, altre televisioni oggi solo perché vota la Scozia, no, ma altrimenti nessuno sapeva di questa riunione e di tutte quelle che facciamo ogni sera. Quindi solo uno su 4, quindi uno su 4 non sapeva e solo 3
avevano capito qualcosa di questa legge, che c'è sta legge 16. Ma alla domanda, ascoltate, se sei chiamato a votare, se puoi votare, voti per l'indipendenza, oppure sì per l'indipendenza, oppure voti no, la risposta è stata del 95,5 in favore della questa legge. Attenzione, è una legge nata con un'azione di forza democratica, di forza ovviamente popolare dal basso, perché questo è il merito del nostro movimento, dobbiamo dirlo, non abbiamo nessun rappresentante in Consiglio regionale. Dall'esterno, non dall'interno della struttura, dall'esterno abbiamo portato nel 2012 prima qualche decina di migliaia di firme per la risoluzione 44, poi il 16 febbraio 2013 abbiamo portato il testo di legge 392, che poi è stato oggetto di discussione per 4 sedute straordinarie del Consiglio regionale, e grazie alla nostra pressione, perché non ci siamo mica dimenticati, e guardate che la memoria in questi passaggi storici è decisiva, avevamo intorno a noi, avevamo già i monatti. Sapete cosa sono i monatti? Quindi quando c'era l'epoca della peste, che ha letto il Manzoni, no? Andavano a raccogliere i morti e la 342 la davano già morta, e oggi si presentano come indipendentisti. Vade retro. Quindi dobbiamo essere fieri, ma la battaglia non è finita, perché questa è una legge importante sulla quale oggi stiamo perdendo tempo. Hanno delle difficoltà, hanno i funzionari ammutinati, cioè non rispondono, dicono che non vogliono prendersi responsabilità. Pare che questo sia il tema principale, in realtà è un tema secondario, perché anche se la legge sub iudice è impugnata, è chiaro che se esplica tutti i suoi effetti, un funzionario deve obbedire agli ordini e gli dicono: scrivimi un testo di delibera per aprire questo conto e creare questa entità, questa associazione, questo comitato che ovviamente raccolga i soldi, deve farlo. Quindi è solo debolezza politica quella che constatiamo, è solo la scelta di non scegliere. Questo non ci sta bene. Per cui oggi abbiamo fatto una conferenza stampa molto partecipata, devo dare atto, grazie alla Scozia abbiamo avuto questa visibilità e questa attenzione, e abbiamo detto: cara giunta regionale, ti diamo un termine perentorio, 30 giorni, e poi mobiliteremo la gente in tutti i modi, faremo una manifestazione colossale, perché ogni giorno perso è un giorno irrecuperabile. Perché voi capite che se anche dovesse intervenire la decisione della Corte Costituzionale, quando interverrà, se nel frattempo siamo riusciti anche solo a raccogliere i soldi, pensate, che cosa si fa dopo? Quella è una scelta politica, è una scelta, una manifestazione di volontà decisissima. Se si andasse anche al voto, e si può andare, la determinazione dei veneti in quel momento diventa condizionante il quadro anche della scadenza cosiddetta regionale che si dovrebbe tenere tra maggio e giugno. Quindi non si deve perdere neanche un minuto, si deve andare avanti assolutamente. Questa nostra presenza costante sul territorio, con i gazebo, con incontri pubblici, con volantinaggio, con la comunicazione persona a persona, perché ormai bisogna fare così. La televisione ci hanno anche escluso, ieri ci hanno detto perfino 2 televisioni senza, che non erano presenti nello stesso contesto, ci hanno detto che sembra vi sia addirittura un oscuramento quando si parla di indipendenza. 2 televisioni diverse in questo periodo, c'è paura, questi sono terrorizzati. Infatti i telegiornali di oggi, come dicevo, mai a parlare di Veneto, non esiste. Veneto? Cos'è Veneto? Noi abbiamo la legge, pensate che i catalani non hanno neanche la legge. I catalani hanno fatto una scelta ovviamente amministrativa, perché sono al governo come indipendentisti, invece noi altri a Venezia abbiamo la riproduzione in brutta copia di quelle che sono le maggioranze a Roma, no? Sanno poi vedere 2 settimane fa che un raggruppamento di centrodestra, che tipicamente ha un segretario che è il ministro dell'interno, che
sentendo la piazza da che parte piega, ha detto meglio che mettiamo detto autonomo anche con Leon sì, perché casomai ne salva qualcosa. Siamo arrivati al ridicolo. L'indipendenza non è compromesso. L'indipendenza è un obiettivo chiaro, è solo quello. L'indipendenza non è trattabile né negoziabile. Si può vincere o perdere il referendum, ma lo si deve fare. È un atto ognuno di voi deve essere, come direbbe un prete in chiesa, apostolo del pensiero. Non perché è un venetista, noi non sopportiamo neanche queste qualificazioni, questi aggettivi. Io non sono un venetista, io sono un veneto, cittadino di questa bellissima realtà che è il nostro territorio veneto e del mondo. Non ho nemmeno ostilità, conflitti, contrasti con l'Italia, perché dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista ambientale, salve le devastazioni degli ultimi anni, nel Rinascimento ha vissuto momenti straordinari. Ma guarda caso, il Rinascimento, il momento in cui non era unita, ha avuto il momento più fulgido, più esaltante, più grandioso nell'arte, in tutte le sue espressioni, nella musica, nella pittura, in tutte le sue espressioni. Invece il Risorgimento, il momento politico, il momento dell'unità è stato il momento del disastro, dell'immigrazione. 8 milioni di veneti ci sono nel mondo, spariti, hanno dovuto andare via dalla loro terra. Porca Italia gli astemava, dice un libro, la frase che hanno raccolto mentre salivano sui bastimenti al porto. Porca Italia gli astemava. Vi racconto un aneddoto. Uno studioso di storia del mio paese, io abito a Noale, ha raccontato, andando a vedere, Noale avevamo un vecchio ospedale di Battuti ancora dal 1200, è andato a vedersi quelle che erano le tutologie presenti nel tempo. Prima dell'unità d'Italia a Noale c'erano 12 casi di pellagra all'anno. Dopo 5 anni dell'unità d'Italia avevamo 200 casi di pellagra annuale. Noi vogliamo essere cittadini e quindi evviva l'effetto domino, viva la Scozia, viva la Catalogna che voterà il 9 di novembre, viva il Veneto. Quindi vogliamo andare al voto, vogliamo vincere la sfida della democrazia, altro che quello che ha detto Lamorenti del PD, che è la responsabile. Oggi abbiamo guardato a Edimburgo con apprensione. Referendum consultivo, cosa vuol dire consultivo? È un referendum consultivo in esercizio del diritto di autodeterminazione. Quando il diritto di autodeterminazione, quando si tiene una consultazione in esercizio del diritto di autodeterminazione, ovvero di un diritto indisponibile e inalienabile, perché è un diritto naturale che viene prima di ogni altro, parificato dall'UNESCO al diritto alla libertà e alla vita, e allorché partecipi il 50% più uno degli aventi diritto e l'esito del referendum sia favorevole col 50% più uno, quello che era una consultazione diventa vincolante e quindi è